Mi chiamo Roberta. Quando mi sono iscritta da Chi se baila, fondamentalmente avevo l'esigenza di cambiare qualcosa rispetto alla mia routine, quindi è stata una sfida per quanto mi riguarda, mettermi in gioco rispetto alla mia timidezza, ovviamente. È migliorata moltissimo la mia autostima, mi diverto molto di più, è un modo per staccare la spina rispetto a tutti i problemi o comunque le cose che quotidianamente si devono affrontare. Frequentare un corso specifico, quindi come qui ad Chi se baila di salsa o bachata, per quanto mi riguarda è stato ed è una valvola di sfogo importantissimo per evitare lo stress e in qualche modo per divertirsi, trovare una parte di sé che forse neanche si conosce, positivo ovviamente. In tanti anni non avrei mai pensato di poter frequentare un corso di ballo perché sono estremamente timida e molto diffidente per natura, invece frequentare questo corso in qualche modo mi ha messo davanti a delle sfide e superarle volta per volta e divertirmi anche è veramente una grande risorsa. Questa è una sede deputata, quindi fatta apposta dove ci sono dei professionisti che con orari, con tempi stabiliti ma allo stesso tempo anche molto flessibili ti danno l'opportunità di frequentare e di imparare a tutti i livelli e metterti in gioco in ogni modo, quindi è sicuramente un vantaggio piuttosto che frequentare una palestra dove si accede anche a corsi di questo tipo. I miei maestri sono molto simpatici, oltre che molto professionali, estremamente pazienti, perché è una delle doti fondamentali, e soprattutto abbiamo creato un gruppo veramente molto bello, di grande interazione e di grande amicizia. Io, se potessi, mi dispiace non aver fatto un'esperienza del genere molti anni prima, e questa è un'esperienza che consiglierei a tutti per superare i propri limiti, la propria timidezza e divertirsi in compagnia.